Siamo con Luca Spavanetto, vicepresidente della Regione Veneto, assessore con delega al turismo ma anche alla promozione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, e partiamo dal posto che ci ospita, da Casa Veneto, una vera casa dell'eccellenza del Veneto. Sì, allora Casa Veneto sarà un'opportunità non solo per il Veneto, per naturalmente mettere in mostra tutte quelle che sono le eccellenze, ma è anche un punto di incontro tra tutta la stampa internazionale, i media nazionali e tutte quelle che sono le eccellenze e gli operatori del Veneto, e quindi penso che sia veramente il giusto metodo per utilizzare quello che è il format delle Olimpiadi, che riguarda lo sport, riguarda lo spettacolo a livello mondiale, e quello che è il volano che proprio in questi giorni, in questi mesi, naturalmente soggiornerà o passerà per Cortina d'Ampezzo. Una Cortina d'Ampezzo che si appresta a ospitare i Giochi Olimpici, Paralimpici, tanti turisti, tanta economia, non solo in questo periodo, ma soprattutto l'eredità sarà quella che dovrà contare. Sì, allora chiaramente le Olimpiadi hanno un tempo restrittissimo, perché poi tra 2 mesi la giostra olimpica naturalmente terminerà e quindi diciamo il palcoscenico si chiuderà su quelli che sono i Giochi Olimpici invernali e i Paraolimpici invernali, ricordiamo, perché questo è anche una grande opportunità di dimostrare un Veneto che sa essere all'altezza di ogni sfida. Quello che invece sarà la grande opportunità è quello che verrà lasciato sul territorio, quindi sicuramente delle infrastrutture che andranno a completamento e naturalmente anche una comunicazione e una mediaticità a livello nazionale, internazionale e mondiale, che porterà sicuramente nuovi turisti, nuovi visitatori, nuovi ospiti, perché a noi piace chiamarli così, nel nostro Veneto, quindi non solo a Cortina d'Ampezzo ma in tutto il Veneto. E poi ci sarà il prolungamento dei Giochi Giovanili del 2028. Poi naturalmente ci sarà appunto l'investimento che è stato fatto, non è stato fatto appunto a breve termine, ma è stato fatto per arricchire ancora di più l'offerta turistico-sportiva e tutto quello che ne consegue naturalmente per i prossimi anni, e quindi penso che il Veneto su questo ha dimostrato una grande capacità di saper affrontare le sfide, ma soprattutto anche di guardare più in là di quello che solitamente rischia di essere una scelta, diciamo, a breve termine. Grazie mille a Luca Spavanetto, vicepresidente della Regione Veneto. Grazie a voi.